Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento presso lo stand virtuale della Regione Veneto. Siamo con Andrea Maggi, il titolo dell'incontro è Educare ai tempi della pandemia. Andrea Maggi non ha bisogno di presentazioni, ma insomma lo ricordiamo, è scrittore, professore, docente di lettere e attore, notissimo al pubblico per attore televisivo al Collegio di Rai 2. Ieri sera c'è stata forse l'ultima puntata, Andrea? O la No, penultima? ne mancano ancora tre. Ah, ne mancano 3. Abbiamo appena passato la metà. Ah, d'accordo. Andrea Maggi ha scritto diversi libri, romanzi gialli, quindi Il sigillo di Pollidoro, Niente tranne il nome, Morte all'Acropoli, il suo primo romanzo, e poi anche dei saggi, Educhiamoli alle regole e l'ultimissimo, Insegnare ai tempi del coronavirus. Quindi cedo subito la parola al professor Maggi. Eccomi qua, grazie mille per la bellissima presentazione. Buon pomeriggio a tutti. Il tema di oggi è molto importante. Io lo sento davvero molto come insegnante, come formatore, come tutti voi, e cioè appunto il tema è educare ai tempi della pandemia. Ho preparato qualche slide che mi aiutino un po' aiutino me e soprattutto me a mantenere il filo del discorso. Allora, il tema è molto delicato perché, lo sappiamo tutti, stiamo vivendo un momento piuttosto critico. Il 2020 è stato un anno altro che funesto, segnato da una pandemia che ha sconvolto sicuramente la vita di tutti quanti e che soprattutto per noi che lavoriamo nel mondo della scuola ha posto un grandissimo quesito. Il quesito è: come sarà il mondo del futuro? La domanda conseguente è: come la scuola e come noi insegnanti dovremmo educare e formare gli studenti dopo questa pandemia. Quindi che cosa e come educare ai tempi, in questo momento, le nuove generazioni e soprattutto come prepararle al futuro. In un momento in cui il futuro si presenta con uno scenario veramente fosco, nebuloso. Eh, Vediamo se riesco a... Ecco, per iniziare, per introdurre questo, per cominciare a dare una risposta a questa domanda che è veramente complicata, ve ne pongo un'altra, e cioè vi chiedo che cos'è un bioma. Il bioma è una ampia porzione della biosfera individuata e classificata in base al tipo di vegetazione dominante, se terrestre, o alla fauna prevalente, se acquatica. Questo vuol dire che all'interno di un determinato ecosistema, di un determinato habitat, la biosfera è tutto quell'insieme di flora e fauna che contribuisce a mantenere la sopravvivenza dell'ambiente stesso. All'interno di un bioma esistono molti microbiomi. E dunque che cos'è il microbioma? Il microbioma non è altro che il bioma di una singola pianta che comprende tutti gli esseri necessari alla sopravvivenza e alla proliferazione di una pianta. Quindi per microbioma dobbiamo intendere tutti quegli elementi, diciamo animali, vegetali, che gravitano attorno alla vita di una pianta e che permettono la sua sopravvivenza. Vorrei che concentraste l'attenzione in particolare su, diciamo, l'insieme del bioma, del microbioma, che si concentra attorno alla radice, chiamato appunto rizosfera. Cos'è una rizosfera? La rizosfera è la porzione di suolo che circonda le radici delle piante, da cui appunto le piante assorbono i nutrienti che servono appunto per la vita. All'interno della rizosfera ci sono quindi microorganismi, batteri benefici, batteri patogeni, funghi micro e macroscopici che popolano questa porzione di terreno e che diciamo contribuiscono alla vita, alla sopravvivenza della pianta oppure anche alla sua morte, perché appunto esistono anche i batteri patogeni
come i virus con cui abbiamo simpaticamente fatto improvvisamente, no? Sembra che quasi abbiamo scoperto i virus in quest'ultimo periodo. Tutto questo discorso che sembra riguardare più la biologia che altro, vorrei condurlo alla fine chiedendo l'ultima cosa, cioè che come sopravvive una pianta nel suo bioma? Ovviamente la pianta recepisce le sostanze nutritive e sopravvive grazie alla fotosintesi clorofilliana. Quindi attraverso un processo chimico la pianta crea del glucosio con cui si nutre e il processo attraverso la luce, no? Con questo processo diciamo, produce 6 molecole di ossigeno che sono il materiale di scarto di questa operazione. L'ossigeno quindi è il materiale di scarto di questo processo chimico mediante il quale la pianta sopravvive. Questo materiale, che sono le 6 molecole di ossigeno, che è scarto, in realtà lo è per la pianta, ma diventa una risorsa fondamentale per tutta un'altra serie di esseri viventi che con l'ossigeno sopravvivono. Quindi la pianta scarta ossigeno e altre specie viventi utilizzano questo ossigeno come elemento basilare per la sopravvivenza ed ecco che si chiude il cerchio del bioma. Ora, per tradurre questo discorso prettamente legato alla biologia nel nostro settore, faccio questa osservazione, cioè come per le piante, il sapere attecchisce solo se trova un ambiente favorevole, diviene parte integrante di un sistema, chiamiamolo così, biotico, permettetemi la metafora, e contribuisce a mantenere l'equilibrio tra gli elementi di cui è parte. Quindi, se noi vogliamo capire quale sarà il sapere e soprattutto quali saranno gli strumenti, i metodi e le metodologie che ci dovranno servire per trasmettere il sapere in un futuro post pandemia, dobbiamo soprattutto pensarlo in funzione di queste 3 leggi e quindi dobbiamo permettere al sapere di trovare un ambiente favorevole, dobbiamo permettere al sapere di divenire una parte integrante del sistema sociale in cui viviamo o in cui vivremo e poi appunto il sapere dovrà contribuire a mantenere l'equilibrio tra gli elementi di cui è parte. Però è più facile a dirsi che a farsi. Perché? Perché il sapere attecchisca, dobbiamo chiederci innanzitutto quale sia il suo ruolo nella nostra società. A proposito della formazione per il mondo del lavoro, vi cito una frase, poi vi rivelerò di chi è, che è questa: non solo la formazione, ma anche l'esperienza fatta sul campo è importante. Tuttavia, non potrei mai sostenere che lo studio sia inutile. Anzi, dice, è proprio l'opposto. Questa frase è di Chiara Morelli, docente di organizzazione aziendale all'Università del Piemonte Orientale, una frase rilasciata in un'intervista a Vanity Fair. E vorrei concentrare la vostra attenzione su questa parola, inutile, no? La studiosa afferma, no? Lo studio non è inutile. Dato che io sono un insegnante di lettere, sono un filologo, a me piace indagare le parole. E se lo studio se lo studio non è inutile, significa che lo studio è utile. Questa è l'affermazione della docente che ho citato. Ma la domanda che faccio io invece è questa: ma davvero il sapere è utile? Cioè, davvero noi dobbiamo trasmettere sapere in funzione della sua utilità? La domanda è importante. Perché? Perché se noi andiamo all'origine della parola sapere, la parola sapere ha un'origine latina, deriva dal verbo latino sapere, che ha un significato molto, che si discosta molto dal significato che diamo noi in lingua italiana, perché sapere significa insaporire, rendere saporito un cibo. Dalla parola sapere
deriva appunto la parola sapore, che è attinente al significato del verbo latino, ma poi in senso lato, in senso allegorico, il verbo sapere ha partorito anche un'altra parola che è sapere. Quindi il sapere non sarebbe altro che quel qualcosa che ci permette di dare sapore, di accentuare, di valorizzare il sapore, metaforicamente parlando, della vita. Quindi non ha nulla a che fare con l'utilità in sé, il sapere. Perché se pensiamo effettivamente che il sapere dobbiamo trasmetterlo in funzione dell'utile, dobbiamo ragionare sul fatto anche che spesso l'utile, diciamo l'utilità del nostro sapere, le nostre capacità intellettive, le capacità intellettive umane, spesso sono state, diciamo, aiutate o hanno contribuito a creare una tecnologia che ha reso la vita dell'uomo sempre più, in un certo senso, da un lato semplice, dall'altra complicata. Oggi quando parliamo di tecnologia ci riferiamo principalmente ai computer. I computer sono delle macchine, quelle che stiamo usando in questo momento, che attraverso macchine elettroniche che attraverso calcoli rapidissimi eseguono operazioni che la mente umana non è in grado di svolgere alla stessa velocità e quindi offrono un servizio. Quando noi pensiamo al computer, pensiamo appunto a un macchinario elettronico, ma dimentichiamo che diciamo, l'origine di questa macchina affondano addirittura il 1600, perché la prima macchina computazionale che possiamo immaginare, no? Parente, antenata del computer, è questa che vedete, la cosiddetta Pascalina. Pascalina è una specie, è un calcolatore, una calcolatrice meccanica inventata da Blaise Pascal, il filosofo francese, nel 1642, che era in grado di compiere addizioni e sottrazioni con numeri fino a 12 cifre. Quindi diciamo che la tecnologia fin dal anche già da prima, ma fin dal 1642, ha cominciato a sviluppare una forma di intelligenza che in questo caso, nel caso della Pascalina, era totalmente dipendente dalla mano umana. Però questa tecnologia con il tempo si è evoluta e facciamo un bel salto, arriviamo al Novecento e l'altra macchina famosissima che noi possiamo citare, no? Come evoluzione della Pascalina è questa scatoletta di nome Enigma. Enigma era un dispositivo elettromagnetico utilizzato per cifrare messaggi da parte dell'esercito nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Una macchina pressoché perfetta, che gli alleati non riuscivano assolutamente a decifrare. Cioè, i messaggi di Enigma erano totalmente indecifrabili, perché Enigma produceva una serie di combinazioni pressoché infinite, fino a che un giovane Alan Turing non inventò una macchina sulla base dei principi della Pascalina che attraverso una serie di calcoli algoritmici era in grado di decifrare i messaggi di Enigma. Quindi la macchina di Turing, l'antesignana del computer, era in grado di eseguire calcoli che permettessero di decodificare un messaggio criptico. E l'invenzione di Turing ha permesso di sviluppare una forma di tecnologia per cui l'uomo ha cominciato a concepire la possibilità che oltre all'intelligenza umana possa svilupparsi anche un'altra forma di intelligenza, un'intelligenza artificiale. Arriviamo al 1956, non molti anni dopo, e l'IBM produce il primo calcolatore in grado di produrre un'intelligenza artificiale. Il calcolatore che vedete qui nell'immagine è il primo prototipo di intelligenza artificiale. Sostanzialmente questa macchina ancora lavora, l'intelligenza di questa macchina produce risultati
ancora strettamente dipendenti dalla mano umana, cioè la macchina senza l'apporto umano non è in grado, non è autonoma, ma dialoga con l'uomo attraverso un linguaggio di programmazione che allora era il Lisp, che poi però, da cui però sono nati, si sono sviluppati moltissimi altri linguaggi attraverso i quali l'uomo era in grado di dialogare con la macchina. Quindi, per esempio, il linguaggio BASIC e molti altri. Da questo momento in poi inizia uno sviluppo, lo sviluppo di un'intelligenza che oggi noi chiamiamo a tutti gli effetti intelligenza artificiale, che ha ispirato, no, scrittori dagli anni 60 in poi, scrittori e registi, e che si sono appunto posti la domanda: fino a che punto il computer, l'informatica potrà arrivare a produrre un'intelligenza artificiale? Cioè, fino a che limite si spingerà lo stadio evolutivo dell'intelligenza artificiale? Cito alcuni film che hanno posto le domande più affascinanti, il primo dei quali è 2001 Odissea nello spazio, film del 1968, ricordo che appunto precede di un anno l'allunaggio dell'uomo, eh, nel quale appunto si immagina un viaggio interstellare con un equipaggio di astronauti che devono raggiungere Giove, in un'astronave, in una stazione spaziale interamente gestita da un'intelligenza artificiale, da questo computer che è al 9000 e che a un certo punto diciamo che produce una forma di autocoscienza, una forma di coscienza, un istinto di sopravvivenza. Quindi una macchina progettata per eseguire dei calcoli che a un certo punto sviluppa una sua coscienza, un suo istinto di sopravvivenza. La domanda che questo film, che accompagna questo film è: ma l'intelligenza artificiale quindi è in grado di sviluppare una coscienza? I computer possono avere un'etica? Quindi possono scegliere tra il bene e il male? Ecco, il riferimento successivo è di un film di qualche anno, cioè qualche decennio successivo, però tratto da un libro contemporaneo a 2001 Odissea nello spazio, e cioè Blade Runner. Il libro da cui è tratto è Il cacciatore di androidi di Philip Dick, nel quale un gruppo di androidi evade da stazione di lavoro dove sono costretti per rientrare, cercare di rientrare clandestinamente nella fabbrica che li ha creati per cercare di allungare la loro vita. Non ce la fanno e appunto all'interno di questo film, che è un film molto affascinante, che sicuramente tutti avrete visto, aleggia questa domanda, cioè se l'intelligenza artificiale può sviluppare una forma di umanità. Ed ecco che vi ho citato la frase finale, la frase conclusiva del film, dove il cyborg, no, protagonista ricercato dall'investigatore, dal cacciatore di androidi, rivela tutta la sua umanità. E dice appunto: e tutti questi momenti andranno perduti come lacrime nella pioggia, rivelando che la macchina ha sviluppato un'intelligenza tale per cui è in grado di riflettere sulla caducità della vita e quindi la macchina è diventata sentimentale, melanconica e quindi ha sviluppato tutta una intelligenza che comporta anche, diciamo, delle peculiarità tipicamente umane. Cito velocemente anche quest'altro film di 2 anni successivo, Terminator, nel quale appunto un'intelligenza artificiale, Skynet, prende possesso del dominio, no, della Terra e cerca attraverso le macchine di sterminare l'uomo che resiste a questa battaglia, questo tentativo di sterminio da parte delle macchine attraverso la resistenza comandata da un uomo, John Connor, e le macchine a questo punto non trovano altra soluzione che mandare indietro nel tempo un cyber killer, che sarebbe appunto il famoso Schwarzenegger Terminator, per eliminare alla radice il problema, quindi uccidere la madre di John Connor prima ancora che John Connor venga concepito. Tutto questo excursus sulla fantascienza serve solo a porvi all'attenzione
questa questione, ovvero che l'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante, sta facendo passi da gigante ed è presente nelle nostre vite di tutti i giorni. Per esempio attraverso il famoso test di Turing. Il test di Turing sarebbe un semplice test attraverso il quale una macchina o un uomo sono in grado di verificare se il proprio interlocutore sia una macchina, ovvero un uomo. Uno dei test di Turing più comuni che usiamo tutti i giorni è il famoso CAPTCHA, e cioè quando noi stiamo facendo un'operazione al computer, ad un certo punto può essere un bonifico, può essere non so, un ingresso a NoiPA o quello che volete, ad un certo punto il computer ci sottopone una serie di immagini e ci chiede di cliccare, per esempio, non lo so, i riquadri in cui si intravedono dei semafori o delle strisce pedonali. Ecco, questa forma di intelligenza è peculiare, è peculiarità dell'uomo e non della macchina, e quindi serve proprio a distinguere se l'interlocutore è di fatto un uomo oppure una macchina. L'intelligenza artificiale ha fatto i suoi progressi fino al punto, alla fine degli anni Ottanta, di essere sperimentata in alcune sfide con l'intelligenza umana, e sono famosissime le sfide con i grandi maestri di scacchi. La sfida del 1989 con David Levy, gran maestro internazionale di scacchi, che viene battuto da una macchina dell'IBM, Deep Top, che appunto era una macchina che l'uomo aveva sviluppato un sistema di intelligenza artificiale per cui la macchina imparava addirittura dai propri errori. L'altra grande sfida, famosissima, tra l'uomo e l'intelligenza artificiale è quella tra Kasparov, gran maestro di scacchi, campione straordinario, che nel 1996 batte Deep Blue. Il fatto è che nella seconda sfida Kasparov non si accorge che potrebbe strappare un pareggio a Deep Blue e si arrende. Ecco, a dire il vero, questa sfida diciamo, non fu mai chiarissimo quanto Kasparov avesse perso in questo senso con una macchina, oppure se la macchina effettivamente fosse stata aiutata dall'uomo, perché c'è da dire che ancora nel 1996 l'intelligenza artificiale aveva bisogno dell'apporto umano per l'inserimento dei dati. Quindi l'uomo inseriva i dati delle mosse dell'avversario, eccetera, eccetera, nella macchina, e non è chiaro quanto l'uomo fosse in grado di suggerire possibili mosse, possibili tentativi alla macchina, e quindi quanto l'intelligenza artificiale fosse autonoma nella scelta delle mosse successive o nella strategia. Quindi fino agli anni 90 l'intelligenza artificiale mostrava forti limiti nei confronti dell'intelligenza umana, ma oggigiorno siamo arrivati ad un livello di intelligenza artificiale tale per cui diciamo che anche solo uno smartphone ha una capacità di calcolo tale per cui, diciamo, anche semplicemente il potenziale di uno smartphone è in grado di calcolare tanto quanto, se non oltre, la capacità dell'intelligenza di un gran maestro di scacchi. È famosissima la situazione attuale. Sapete che con la pandemia e con il lockdown in questi mesi il gioco degli scacchi è tornato fortemente di moda, e cosa abbastanza divertente, ma tra il tragico e il comico, è successo che moltissimi principianti durante queste sfide, no, che tentavano, avessero messo in difficoltà dei grandi campioni di scacchi. Come avevano fatto? Beh, attraverso delle app delle app specifiche per gli scacchi, che suggerivano le mosse. Per cui anche la più grande schiappa negli scacchi, oggigiorno, avvalendosi di un'applicazione specifica, potrebbe mettere sotto scacco un grande campione di questo gioco. Ma torniamo al punto che mi sta a cuore, e cioè quanto l'intelligenza artificiale possa diventare somigliante all'intelligenza umana al punto da
soggiogare o comunque sostituire l'intelligenza umana. Ci siamo andati molto vicini nel 2016 quando, dovete sapere che in Giappone esiste questo premio letterario Oshi Shinichi, che è un premio letterario dedicato alla letteratura fantascientifica. Al secondo posto si è classificato un computer, una macchina, un programma che era stato ideato proprio per scrivere testi fantascientifici. A dire il vero, la macchina, il software non poteva, diciamo, non ha prodotto questo romanzo in completa autonomia perché trama, temi e personaggi sono stati ancora suggeriti dall'uomo. Il resto del lavoro è stato fatto dalla macchina, però senza questi elementi di base dettati dall'uomo la macchina non avrebbe ancora potuto fare niente. Questo però diciamo, è un tassello importante, una tappa importante nell'evoluzione dell'intelligenza artificiale che ci porta a prendere considerazione e ad avere la consapevolezza che l'intelligenza artificiale sta facendo degli enormi passi avanti e che appunto sta puntando al raggiungimento dell'obiettivo finale, che è l'umanizzazione della macchina. Quindi, dinanzi alla continua evoluzione dell'intelligenza artificiale in questo senso, torniamo alla domanda iniziale: quale ruolo può avere il sapere umano? Cioè, nel momento in cui noi saremo sostituiti completamente dalla macchina, che valore avrà il sapere umano? Noi sappiamo benissimo che alla fine di questa pandemia ci troveremo con una realtà profondamente cambiata, in cui il mondo del lavoro sarà completamente stravolto. Sicuramente ci sono già adesso, ma ci saranno anche in futuro molti meno posti di lavoro. I datori di lavoro promuoveranno sempre di più lo smart working, per cui sarà sempre più facile che, faccio un esempio, un imprenditore italiano vada alla ricerca di un dipendente non solo all'interno dei confini italiani, ma anche al di fuori. Perché? Perché appunto essendoci ampliando l'offerta dello smart working, sarà possibile per ogni imprenditore assumere un dipendente, no? Con le competenze necessarie, proveniente da qualsiasi parte del mondo, che non avrà bisogno ogni mattina di prendere l'aereo per andare al lavoro, basterà solo collegarsi con un computer. Quindi in quest'ottica dobbiamo pensare che saranno favoriti naturalmente quegli aspiranti, quei candidati provenienti, probabilmente preparati naturalmente, ma provenienti da paesi dove il costo del lavoro è inferiore, quindi le esigenze, le richieste di compenso, di remunerazione sono molto inferiori alla nostra. Quindi prospetta per noi e per i nostri figli si prospetta un futuro davvero, davvero fosco in questo senso, perché avranno una forte concorrenza di candidati loro pari molto preparati e che avranno esigenze stipendiali di molto inferiori alle loro. Quindi a questo punto dobbiamo porci la domanda: come possiamo fare in modo che i nostri figli, i nostri studenti presentino quel qualcosa in più che li renda diciamo, appetibili nel mondo del lavoro? Davvero il sapere è in funzione dell'utile? Quindi quale ruolo può avere il sapere umano? Pensiamo che, per rispondere a questa domanda, facciamo questo ragionamento. 6.000 anni fa c'è stata l'invenzione della scrittura. Da quel momento la vita dell'uomo è cambiata radicalmente, ovvero la scrittura ha prodotto un cambiamento radicale, la formazione delle città-stato, della formazione dei regni, la formazione delle città, che sono state amministrate attraverso la legge e attraverso l'amministrazione del denaro. Quindi la conseguenza dell'invenzione della scrittura è stata la creazione di uno Stato come unico agente informativo. Ora, abbiamo visto come durante la pandemia
lo Stato, diciamo, abbia mostrato, lo Stato in senso generale, non lo Stato italiano, lo Stato in quanto essenza, in quanto entità istituzionale, abbia mostrato tutti i suoi limiti nei confronti di altre forze che determinano molto di più dello Stato le decisioni degli uomini, ovvero la finanza e i mercati, per esempio. Tra 50 anni, con il progredire della tecnologia, dobbiamo immaginarci uno scenario molto diverso. Cioè, tra 50 anni, la funzione informativa che oggi ha lo Stato, la funzione informativa e amministrativa che oggi è in mano allo Stato, sarà in mano di altre, sarà in mano ad altre agenzie. Agenzie che saranno o sovrastatali o parastatali. La domanda che mi faccio io, per esempio, è quale sarà il ruolo di aziende come Facebook in un futuro prossimo in cui la tecnologia sarà effettivamente, diciamo, la misura della nostra vita. L'organizzazione del mondo non sarà più in mano agli stati, quindi quale sarà in questa organizzazione il ruolo dello Stato? E quindi quale sarà in quel nuovo bioma il ruolo del sapere umano? Per rispondere a questa domanda vi pongo davanti i volti di questi tre personaggi. Tre personaggi che secondo me ci possono ispirare la via così, ci possono dettare la via della nuova istruzione, dell'istruzione del futuro. Cioè, che senso dobbiamo dare all'istruzione e alla scuola del futuro? Dobbiamo rincorrere la tecnologia? Altra domanda. Dobbiamo invece rifiutare la tecnologia e quindi, diciamo, fare come, non so, diventare tutti luddisti e spaccare i computer come facevano i tessitori o i meccanici del 600 e dell'800? No. La tecnologia c'è, la tecnologia è una risorsa fondamentale, ormai lo vedete, la stiamo usando, la tecnologia è ormai una risorsa insostituibile, ma a questo punto dobbiamo riconsiderare e ritarare il nostro potenziale, il potenziale umano, cioè in presenza della tecnologia, l'uomo, che ruolo ha, che valore ha. E questi tre personaggi, secondo me, sono in grado di darci la via. Il primo, quello con la barba, è Wilhelm Conrad Röntgen. Questo signore ha scoperto i raggi X nel 1895 e li ha scoperti per caso. Il signore qua in alto è Ugo Foscolo, un uomo a cui è andato tutto storto. È un uomo che ha creduto nella Rivoluzione francese, che ha creduto in Napoleone, che ha creduto nella libertà, che ha creduto nel riscatto della classe borghese e che è stato dalla storia e dagli eventi continuamente bastonato. Ugo Foscolo è morto povero, pieno di debiti e al suo funerale sono andate 5 persone. Tuttavia, Ugo Foscolo è stato in grado di trasformare questa sua vita disgraziata in un patrimonio letterario insostituibile, indimenticabile, che ancora oggi è la base della formazione umanistica non solo degli studenti italiani, ma di tutto il mondo. Il terzo signore qui sotto è Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi è un esempio veramente, secondo me, indicativo in questo senso perché a fronte di un sistema algoritmico perfetto, e cioè il dominio della Gran Bretagna sull'India, è riuscito ad andare contro tutti i calcoli e tutte le previsioni possibili e immaginabili, sconfiggendo la Gran Bretagna attraverso una strategia che gli inglesi non avevano saputo e potuto concepire, e cioè attraverso la disobbedienza. Ecco, vedete, questi tre personaggi sono tre elementi cardine della nostra civiltà che hanno dato tantissimo alla nostra modernità. Eppure sono tre personaggi che l'uno ha fatto una scoperta enorme, meravigliosa, straordinaria per caso, l'altro
ha saputo tradurre le sue disgrazie in grandissime opere letterarie, il terzo ha veramente stravolto l'idea della rivoluzione attraverso la non violenza. Ed ecco qui appunto la risposta. Se noi dobbiamo trovare effettivamente una chiave per tradurre e per indirizzare il sapere nel futuro che ci si prospetta dopo la pandemia, dobbiamo tenere presente questa regola, secondo me, e cioè il sapere umano sarà determinante nella sua sregolatezza. Arrivo subito per le domande, volevo semplicemente concludere questo discorso. Che cosa significa? Il sapere umano sarà determinante nella sua sregolatezza, nel senso che se noi potremo dare un senso al sapere, cioè al patrimonio che noi abbiamo accumulato fino adesso, il patrimonio culturale che abbiamo accumulato fino adesso, solo se sapremo educare all'imprevedibile, educare al bello ed educare al giusto. Mi fermo un secondo perché ho visto un messaggio, mi sembra che ci siano delle domande. Se me le potete fare a voce, Sì, gentilmente, grazie. eccoci. Beh, intanto grazie per l'esposizione così documentata. In effetti, come dicevamo all'inizio, sei proprio un esempio di integrazione tra competenze diverse, lo abbiamo ascoltato anche adesso. Le domande riguardano per lo più, al di là di quelle che le curiosità rispetto all'esperienza del collegio, che sono ovviamente diverse, e quindi non so se vuoi poi dopo dire qualcosa su questo. Le domande riguardano proprio quest'ultimo aspetto, del perché l'uomo continua ad affinare la tecnologia e a sviluppare le innovazioni tecnologiche quando provocano disagio per lui stesso. Questa è una prima domanda, anzi scusami, una seconda che è correlata, cioè se si arriverà mai al punto che le macchine sostituiranno l'uomo. Sì, E poi un suggerimento per gli studenti, ma questo te lo chiedo dopo. sì, sì. Allora, arriveremo a un punto in cui l'intelligenza artificiale sostituirà l'uomo, ci siamo già dentro, cioè lo stiamo già vivendo. Esistono oggi dei taxi che guidano, che vanno in giro autonomamente senza l'uso di un tassista, senza il bisogno che ci sia un tassista. Già da 30 anni a Parigi esiste una linea metropolitana che viaggia senza il conducente, cioè l'intelligenza artificiale è già in mezzo a noi, ci sta già sostituendo. E come cercavo di dire prima, la soluzione non è interrompere l'evoluzione tecnologica, perché la tecnologia è importante, la tecnologia è nata per facilitare la vita dell'uomo. La domanda vera, appunto, la domanda che mi ponevo dunque prima era, ma allora come dobbiamo reagire noi uomini, no? A fronte di una tecnologia che ridurrà i posti di lavoro, che cosa dobbiamo fare? Distruggere le macchine? La risposta è no. La risposta è cercare un nuovo spazio, una ricollocazione del nostro sapere, cioè dobbiamo trovare dei mestieri oppure un nuovo modo di stare al mondo che ci permetta di dare qualcosa agli altri che le macchine non danno. Come possiamo farlo? Educandoci e quindi trasmettendo il nostro sapere attraverso questi tre punti, cioè educare all'imprevedibile, al bello e al giusto. Chi mai avrebbe potuto prevedere? Quale algoritmo avrebbe mai potuto prevedere che Gandhi, un omino minuscolo, che non era sicuramente un guerriero, avrebbe potuto guidare una rivolta tale per cui l'India si sarebbe potuta liberare del dominio inglese. Ecco l'imprevedibile, ecco quindi il senso di questo intervento. Noi dobbiamo fare in modo che l'intelligenza umana coltivi l'imprevedibile, coltivi il bello, coltivi il giusto, cioè si occupi di tutti quegli ambiti che la macchina non può concepire. Mi interrompo forse perché forse ci sono altre domande. Sì, Andrea, ancora invece ti chiedono un consiglio ai ragazzi di quinta per affrontare gli esami, quindi una domanda al docente in questo caso, al professore. Beh sì, allora innanzitutto se parliamo di scuole superiori ovviamente siete in lockdown, ho anche mia figlia che è al liceo, quindi
state studiando da casa. Io tengo a dare questo consiglio sempre. Ogni mattina svegliatevi come se doveste uscire, ogni giorno studiate come se doveste entrare in classe. Questa didattica a distanza è sicuramente uno strumento prezioso, però è uno strumento che ha molte falle. Le falle le dobbiamo tappare con tutte le forze che abbiamo. La prima forza che abbiamo è il sorriso, la seconda è la determinazione. Quindi non smettete di studiare, anche se siete a casa, anche se diciamo le interrogazioni le effettuate attraverso uno schermo e quindi avete la possibilità di mettervi tutti i bigliettini e fare tutte le ricerche possibili e immaginabili, e proprio perché per arrivare alla maturità con una preparazione il più possibile simile a quella che avreste avuto se foste andati a scuola. Quindi la prima regola, il primo suggerimento che mi sento di dare è: svegliatevi presto la mattina e infilatevi i vestiti. Un'ultima nota, se Andrea vuoi dire qualcosa anche brevemente rispetto all'esperienza del collegio, perché la curiosità in questo senso è massiccia dalla chat. Il collegio E se ci saranno altre esperienze di questo tipo. Ma io me lo auguro, perché il collegio è iniziato come una scommessa della direttrice di ormai 5 anni fa di Rai 2, Ilaria Dalla Tana, un esperimento sociale che poi ha prodotto questo programma televisivo, che è un programma di intrattenimento, non è un programma educativo, è un programma di intrattenimento, che però pone degli interrogativi sulla scuola e soprattutto sui giovani d'oggi. Ripeto, non è un programma educativo, è un programma che fa spettacolo, però pur si parla pure di scuola, si parla pure di rapporti tra gli adulti e i giovani. Se c'è una cosa importante che questo programma mette in evidenza, non è tanto l'arroganza o l'impreparazione dei ragazzi, quanto la fragilità di noi adulti. Perché per un alunno problematico esiste sempre una coppia di genitori fragili. Ed è questo, secondo me, il focus su cui dobbiamo concentrarci, ovvero le fragilità e le insicurezze dei giovani d'oggi derivano dalla fragilità dei loro genitori, cioè di noi adulti di oggi, che viviamo in una società sicuramente priva delle sicurezze di cui potevano godere i nostri genitori, e che appunto ci pone ogni giorno come dinanzi ad una catastrofe continua, cioè appunto in quella che Bauman definiva la modernità liquida, no? Noi adulti di oggi viviamo in una entità priva di punti di riferimento, e quindi ci dobbiamo barcamenare, e però questo fa sì che come figure genitoriali, ma anche come diciamo figure di formazione, come formatori, come insegnanti, siamo visti dai ragazzi come persone, non siamo visti come punti di riferimento, siamo visti a nostra volta come precari. Questo appunto non fa che accentuare le insicurezze dei ragazzi. Questo è un punto, secondo me, molto importante su cui dovremmo ragionare, che troppo spesso non trattiamo, perché tendiamo più facilmente a additare i giovani come l'anello debole della società, quando in realtà l'anello debole è un passo precedente, cioè siamo noi. Bene, grazie allora al professor Andrea Maggi, grazie a tutti coloro che si sono collegati in streaming, e quindi leggeremo i libri, educhiamoli alle regole. Grazie mille, grazie a tutti. Buon pomeriggio. Arrivederci.